Tutto il popolo veneto a Roma per rivendicare l'autonomia nelle competenze, ma soprattutto nell'utilizzo delle tasse. È la prospettiva a cui sta lavorando la Lega Trevigiana e Veneta per il giorno dopo il referendum confermativo che dovrebbe tenersi ad ottobre, subito dopo quello sulle riforme costituzionali. Ad anticiparlo oggi a Sveglia Veneti Giampaolo Gobbo, storico leader della Lega. Li portiamo tutti a Roma. Però, Anche noi siamo stati 2 volte a Roma. però una marcia su Roma ci sta, è quella che potrebbe fare Zaia per andare a mettersi d'accordo con questa storia dell'autonomia. È una marcia diversa. Lei sta svelando qualcosa, Qualcosa che può essere. esatto. Non devi svelare, Lucius. Siamo sempre in costante attività per farlo. L'obiettivo è di convocare a Roma, nel giorno in cui il governatore Zaia andrà a trattare con il premier Renzi, il maggior numero possibile dei quasi 5 milioni di veneti che popolano la nostra regione. Una vera e propria onda umana che dovrebbe idealmente sommergere i palazzi del potere statale, imponendo con il potere del popolo ciò che il presidente Zaia andrà a discutere. E tutto nelle regole della democrazia per una marcia su Roma con tutti i mezzi, dagli aerei agli autobus, ai treni e alle automobili, perché tutti i veneti, dai più anziani ai bambini, vivano quello che si preannuncerà un momento storico per la nostra regione. E la macchina logistica pare sia già in movimento, con l'obiettivo di garantire un posto a tutti e al di là di ogni schieramento politico. L'invasione della capitale avrebbe come obiettivo la centralissima Piazza Colonna sotto ai finestroni di Palazzo Chigi, perché, sottolineano gli organizzatori, chi comanda a Roma senta il fiato sul collo di tutti, ma davvero tutti i veneti.